Fabbrica Lenta nasce nel 2007. Nasce nel 2007 ed è una risposta ai primi sentori della crisi. Fabbrica Lenta è la ricerca di un nuovo possibile modello di industria manifatturiera, dove viene riportata al centro la cultura delle mani. Il maestro d'arte deve esercitare la propria maestria della regola d'arte con la macchina, così i prodotti hanno anche un piccolo amore, hanno anche delle piccole dosi di amore, di quantità di vita, che sono delle regole che non sono scritte, ma nel prodotto poi si percepiscono, perché il prodotto diventerà nel futuro un prodotto maieutico, cioè deve avere dentro una potenza sua. La nostra manifattura ha una sola chance di sopravvivenza, cioè far sì che i nuovi ricchi del mondo diventino i primi clienti della nostra cultura. I cinesi, gli asiatici, i brasiliani dovranno diventare i primi desiderosi a possedere pezzetti del nostro DNA. È per quello che Fabbrica Lenta produce pezzetti di DNA. Fabbrica Lenta vuole essere un piccolo esempio di come, poiché abbiamo perso la sfida del costo orario dentro la fabbrica, dobbiamo invece produrre cultura, seduzione contemporanea e DNA e portare il nostro bellissimo DNA, rinfrescarlo e portarlo nei palcoscenici internazionali. Da bambino mio papà mi lasciava sempre solo con gli artisti, quindi Yoko Ono è stata babysitter mia tantissime serate. Joseph Beuys mi cucinava la pappa, John Cage suonava il corno tibetano alle 3 di notte e mia mamma, che io dormivo in fianco, mia mamma dormiva sotto e con la scopa alle 3, è incredibile, ho questi ricordi che mia mamma urlava a John Cage, John basta! E batteva nel soffitto. Era chiaro che il giorno dopo in fabbrica le procedure dovessero saltare, vivendo alla sera delle visioni. Quindi poi tutti questi artisti vivevano, lavoravano dentro l'officina della fabbrica. L'arte, gli artisti hanno destrutturato, hanno contribuito a destrutturare il pensiero in fabbrica, il pensiero dell'industriale veneto. E lo hanno reso un pensiero libero nel guardare con degli occhiali speciali della fantasia la fabbrica e le procedure industriali in modo diverso.